Nel censimento del 1921 l'altipiano dei 7 comuni contava 40.000 abitanti, oggi ne conta 21.000. La differenza l'ha fatta l'emigrazione. Sull'altipiano di Asiago, come in tutta la regione, visto che c'è un altro Veneto di 5 milioni di abitanti sparso nel mondo. Una nutrita rappresentanza di 1.500 emigranti è attesa tra sabato e domenica ad Asiago per la seconda giornata dei Veneti nel mondo, voluta e sostenuta dalla Regione con un finanziamento di appena 20 milioni di euro, ma un impegno organizzativo che coinvolge numerosi enti, istituzioni e associazioni di migranti. 5 milioni di persone di origini venete sono partite dal 1875 e sono andate per necessità, in alcuni casi senza sapere neanche dove, se ne sono andate via perché qui non c'erano condizioni di sopravvivenza. Una valigia e del formaggio avvolto in un fagotto portato dalla madre, lo sguardo attento del padre verso il treno in arrivo, lo sguardo smarrito del bimbo che lancia l'ultima occhiata verso l'altopiano. La statua dell'emigrante, non a caso si trova davanti alla stazione di Asiago e di fronte all'entrata della sede della comunità montana. Una riproduzione del bronzo dell'emigrante sarà consegnata a personaggi locali e del mondo migratorio e alla famiglia di Mario Rigonisterna, ricordo dello scrittore. Per tutti una stella alpina in argento e un cucco, lo zuffolo che in primavera il pretendente consegnava all'amante come pegno d'amore. Giocattolo canoro antichissimo che ha una lunga tradizione, ma nello specifico noi abbiamo pensato che è uno strumento che canta le canzoni della nostra terra, che canta la primavera, un pezzo di terra quindi che diventa una canzone fosse il regalo più adatto per le nostre persone che sono sparse su tutto questo nostro mondo, sulla nostra terra. Il prologo della giornata sarà sabato sera alle 20 al 1000 più per una serata musicale e la premiazione in Piazza Carli del Consorzio dei Formaggi. Domenica la sfilata dei 100 figuranti di Arti per Via e nel pomeriggio i saluti alle autorità, la sfilata delle delegazioni degli emigranti, la messa all'ossario e lo spettacolo popolare di Arti per Via. Il tutto con una punta di orgoglio per chi ha portato nel mondo i valori dei Veneti, conservandoli spesso meglio di come abbia fatto la madrepatria. Soprattutto il valore della famiglia, della religione, hanno aiutato con le loro rimesse la nostra economia. Quelli più distanti che sono andati nei continenti più lontani hanno continuato ad amare la loro terra non solo con il mantenimento della lingua e delle tradizioni, ma anche comprando i nostri prodotti, comprando i nostri macchinari e per fortuna lo fanno ancora oggi